Oggi è lunedì 3 agosto 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 3 agosto 2004. Il Corriere del Veneto racconta la storia riferita da Denia Frigo, una donna di Schio, città in provincia di Vicenza. Per la famiglia della signora lavora come colf Rosina Mausi, una donna di 47 anni del Ghana, da 15 anni in Italia, dove ha iniziato a lavorare facendo pulizie, per poi divenire collaboratrice familiare. Un giorno Denia Frigo scopre casualmente che Rosina, in realtà, si chiama Nana Konadu Yadoma e che 17 anni prima, nel suo paese, è salita al trono come regina di una tribù Ashanti. La scoperta avviene quando la sua colf le chiede di fare da madrina al battesimo della più piccola dei suoi 3 figli, un ragazzo e 2 ragazze. La signora Frigo nota che gli invitati africani hanno il volto della loro regina stampato sulle magliette che indossano. La regina spiega alla sua datrice di lavoro di essere venuta in Italia per cercare di procurarsi qualcosa per il suo popolo, che vive come lei in assoluta povertà, e di aver taciuto la verità per vergogna. Separatasi dal marito, deve provvedere da sola ai suoi 3 figli e ai 10.000 sudditi su cui governa. Quando lei è in Italia, le sue funzioni sono esercitate dal fratello, che però ha l'obbligo di consultarsi con lei per le questioni più importanti. Una volta l'anno, per 2 mesi, la regina Nanà torna nella sua terra, la città-regno di Besoro, immersa nella giungla subtropicale a 200 chilometri dalla capitale Accra. Porta al suo popolo i propri risparmi e container con cibo, indumenti e farmaci raccolti per lei dalla Caritas. Per questo suo impegno di anni e anni ha ricevuto importanti riconoscimenti, come il premio Telamone per la pace e la campana della pace a Rovereto. Durante il soggiorno a Besoro, la regina Nanà dirime le controversie e amministra la giustizia, senza però avere il potere di decidere di imprigionare i sudditi. Queste erano cose del passato. Anche la tribù Ashanti si è adeguata ai tempi, spiega agli incuriositi giornalisti Francesca, la figlia di 16 anni della regina, che un giorno le succederà al trono. Intanto va a scuola a Schio e passa il tempo libero dallo studio con le sue amiche coetanee venete. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio della Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.